E buonasera a tutti, ben arrivati. Sono Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, e con noi stasera ci sono Tiziana Pozzoli, la professoressa Tiziana Pozzoli dell'Università degli Studi di Padova, e Sara Malneric, l'autrice, assieme a Francesca, che stasera non sarà con noi per motivi personali, della community social Mamma di Merda, con cui come Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto abbiamo avviato questa partnership legata a questa web serie. Stasera ci ritroviamo per il secondo incontro, dopo il primo incontro avuto un paio di settimane fa, in cui abbiamo avuto come ospite un'altra docente dell'Università di Padova, la professoressa Silvia Salcuni, con cui abbiamo iniziato ad esplorare insieme alcune di queste tematiche, alcune delle tematiche legate alla complessità dell'essere genitore oggi, di tutte le ambivalenze, confusioni, difficoltà, ansie, fisiologiche ansie, legittime ansie, che caratterizzano spesso l'esperienza dell'essere genitori. Questa esperienza interessantissima, meravigliosa, divertente, a volte terribilmente frustrante, terribilmente difficile, a volte da sbattere un po' la testa al muro della complessità e della solitudine, delle ambivalenze, dai pesi, dai carichi che comporta. E che però appunto è un'esperienza fondamentale. Abbiamo deciso proprio di esplorarla insieme, di fare questo canto e controcanto, come abbiamo detto, che ci permette di fare delle riflessioni nel merito tecnico della psicologia e nell'esperienza quotidiana dell'essere genitori. E allora, quindi io ringrazio innanzitutto Tiziana e Sara per la loro presenza stasera qui con noi. Grazie a E, voi. figurati Sara, grazie a voi anche di questa collaborazione che è partita bene, il primo incontro è stato molto apprezzato, abbiamo avuto numerosi feedback positivi e insomma ci è piaciuto il taglio, ci è piaciuto il taglio che siamo riusciti a costruire insieme. E poi Tiziana Pozzoli, la professoressa Pozzoli, non so se chiamarti Tiziana o professoressa Tiziana Pozzoli, va perché bene. Tiziana, che so è che sei anche una grande appassionata della community di Mamma di Merda, di MDM, appunto. Arrivi anche brandizzata. Ovvio. Eccezionale, eccezionale. Il Ci sono tema... dei Sì. retroscena. Immagino. Il tema, come dire, a cui dedicheremo un po' la serata è un tema, insomma, di cui spesso si parla, forse non si parla, forse potrei dire anzi che il problema è che non se ne parla abbastanza e il non parlarne lo rende a volte un problema importante. È la cosiddetta sindrome dell'impostore, che è un termine un po' strano, sembra una cosa strana, un po' esotica, ma in realtà esotica non è molto più diffusa di quello che forse ci si attende. Però per capire esattamente che cos'è la sindrome dell'impostore e anche in che contesti, in che situazioni, nei contesti normali, nei contesti scolastici, nei contesti educativi, nella quotidianità dell'essere genitore, io chiederei direttamente a Tiziana di spiegarcelo. Che cos'è la sindrome dell'impostore? Allora, faccio una breve digressione, nel senso che la sindrome dell'impostore, che poi chiamiamo sindrome, ma non ha niente a che fare con qualcosa di patologico, in realtà è un termine che viene un po' coniato alla fine degli anni '70 da due psicologhe cliniche che si trovano a intervistare 150 donne che hanno avuto successo nel campo lavorativo, quindi nasce come uno studio proprio sulla popolazione femminile che appunto aveva acquisito insomma una certa posizione sociale dal punto di vista lavorativo, e quello che riscontrano queste due psicologhe è una tendenza diffusa, e che poi si vedrà negli anni a essere molto diffusa in generale nella popolazione, in queste donne, che nonostante tutta una serie di successi, di risultati, di riconoscimenti anche da parte di autorità, di colleghi del loro valore, non provavano in nessun modo intimamente un senso di successo, e attribuivano in qualche modo questa loro riuscita a tutta una serie di fattori esterni. Ad esempio il fatto che gli altri potessero avere una concezione esagerata in qualche modo delle capacità e delle competenze, ma anche un altro aspetto e questo si lega un pochino a quello che ci siam detti anche l'altra volta rispetto al senso di colpa, no, quindi il fatto di non fare comunque abbastanza, o magari anche di vedere riconosciuti dei pregi che in realtà sarebbero da attribuire ad altri. Ma questo si accompagna a un'altra cosa, perché se c'è una cosa che io dico che fa più schifo del senso di colpa è la vergogna. La vergogna in qualche modo che ti anticipi
nel momento in cui tu dovessi essere scoperto, in cui questa tua incapacità che senti invece di avere, quindi questo tuo disvalore, in qualche modo potesse essere a un certo punto smascherato. Quindi tutti questi elementi in realtà poi in anni successivi si è visto come questa sindrome dell'impostore in realtà non rivesta solo poi la dimensione magari più lavorativa o appunto di successo da un punto di vista lavorativo, ma si ritrovi anche all'interno delle relazioni, ad esempio con i figli, tanto che recentemente hanno anche coniato il termine momstore, quindi la sindrome dell'impostore delle mamme, momstore, ok? Quindi l'idea di una genitorialità che anche quando ci viene riconosciuta come positiva, in realtà viene vissuta dalle madri e dai padri come qualcosa di irreale che non ci appartiene veramente, perché noi non siamo sufficientemente bravi. E questa cosa va a braccetto con un'altra idea di cui abbiamo già accennato l'altra volta, che è quella di perfezione. Per cui non ci sentiamo di meritare in qualche modo un riconoscimento perché non siamo sufficientemente perfetti. E questa cosa va appunto al di là dell'ambiente lavorativo, anche se è quello in cui è più studiato, ma si riversa anche in altri campi dell'esistenza che hanno per noi un ruolo comunque cruciale o importante nella definizione della nostra identità, tanto quanto e per alcuni anche più di quello lavorativo. Quindi diciamo che ci sono un po' queste dimensioni di senso di colpa, di senso di vergogna. Soprattutto a questo senso di vergogna spesso si accompagna un tentativo, a volte disperato, di cercare di andare in qualche modo a tappare queste falle. Quindi un tentativo, se lo vediamo in ambito lavorativo, di impegno e un investimento di risorse, di energie, una attivazione all'interno dell'ambito lavorativo per cercare di non farsi scoprire in qualche modo, e lo stesso a livello genitoriale. Quindi questa ricerca di perfezione che viene continuamente inseguita ponendoci degli obiettivi molto spesso irrealizzabili, perché, e ce lo siamo già detti anche questo, la perfezione da un punto di vista genitoriale non esiste. Quindi questo è un po' il quadro di partenza. Chiudiamo qua? Basta? Grazie, Andiamo, finito. Ti piace andiamo a vincere piangere. facile, esattamente. Andiamo a piangere in bagno, 5 minuti. Sara, è No, un tema che penso nella community, insomma, emerga spesso. sì, mi ha molto colpito tra l'altro il fatto che questa parola, non è una parola, insomma, che questa sindrome sia stata coniata inizialmente per le donne e sia stata studiata sulla popolazione femminile. Immagino che adesso nel tempo sia stata allargata, però è molto curioso questo fatto. Come mai proprio sulle donne? Adesso subito ho portato il discorso su un altro binario. No, è molto interessante invece, anche perché anche adesso ci sono molti ricercatori che riflettono su questa variabile di genere e allora, si intersecano diversi aspetti in questa risposta. Quindi da una parte il fatto, ad esempio, da dove è nato, perché sulle donne, ha a che fare un po' con la costruzione sociale, un po' dei ruoli di genere, no? E quindi, ad esempio, parliamo in generale mettendo la premessa che niente di quello che diciamo vale per tutti e ci sarà sempre chi alza la mano e dice per me non è così, ok? Quindi in generale sulle donne ci sono minori aspettative sociali, maggiori comportamenti che magari sono oggetto di critica, specialmente quei comportamenti che rientrano ad esempio nell'ambito dell'aggressività o che sono considerati eccessivamente assertivi, per cui arrivare a ricoprire alcune posizioni, magari dove alcune caratteristiche non considerate tipicamente femminili risultano invece centrali, porta in qualche modo a mettersi maggiormente in discussione. Ma il fatto che negli uomini sia meno diffusa non è così vero,
e uno degli elementi che è emerso all'interno delle ricerche è, diciamola così, la vergogna di provare vergogna. Quindi in qualche modo una minore propensione della parte maschile, adesso Luca ci dirà cosa ne pensa, è sempre legato un po' ai ruoli di genere, quindi il fatto che l'uomo dovrebbe essere sicuro di sé, dovrebbe essere capace, dovrebbe essere emotivamente meno vulnerabile, e a questo si associa anche una minore propensione, perché poi quando si fanno le ricerche si chiede alle persone di dire qualcosa, anche a dichiarare di provare certi sentimenti. Negli ultimi anni ci sono più studi che invece coinvolgono anche la popolazione maschile, quello che emerge, diciamo, all'interno di quella parte di popolazione maschile che dichiara di sentire questo tipo di sentimenti, le motivazioni per cui vengono provati questi sentimenti riportate dagli uomini e dalle donne sono molto simili alla fine. Quindi hanno a che vedere appunto con il raggiungimento della perfezione, col fatto che questa perfezione o comunque questo successo dovrebbe essere raggiunto sulla base di alcune caratteristiche, quindi se io devo fare tanta fatica significa che quel successo non è meritato, non sono veramente all'altezza, se ho bisogno di chiedere aiuto allora non sono veramente all'altezza di magari quei meriti che mi vengono riconosciuti. Sì, è abbastanza complesso effettivamente. Vabbè, per quanto riguarda gli uomini c'è sempre quella componente di mascolinità tossica per cui no, io ho paura di mostrare la mia cioè non ammetto neanche a me stesso che potrei provare vergogna, cioè proprio un doppio carpiato all'indietro praticamente, una fatica improba tra l'altro, cioè vivi Esatto. questa sindrome dell'impostore come tutte noi, cioè No, vieni, ma poi se abbraccia ci il lato pensi, oscuro. se ci pensi poi torniamo sul tema, giuro, Pezzullo, però il successo anche per lungo tempo è un termine maschile, nel senso che cioè si dice, quando noi diciamo un uomo di successo, pensiamo ad esempio a certe professioni, anche una donna di successo la pensiamo imprenditrice, la pensiamo in tutti, difficilmente si utilizza è una maestra di successo, quindi quelle che erano le professioni fino a poco tempo fa, ma anche adesso, più tipicamente femminili, solitamente non vengono associate al successo. Quindi anche il successo in se stesso ha in qualche modo una storia legata al genere. Tanto, no, non in Sì, un certo volevo senso, cioè io diciamo Luca sta prendendo una piega tremenda, te esatto, lo mo ci dico. Terribile, torniamo. Cioè, è terribile. un attimo proprio che si arriva a parlare al lavoro di cura e all'accudimento e cura, no? Che non viene percepito come un lavoro, un impegno, no? C'è sempre quella percentuale di naturalità nella cosa, no? Che ti dico, ma tanto no, ti viene naturale, è tutto, ma poi ti verrà naturale cosa, no? Esatto. E pensa a Quindi cosa è successo quando abbiamo associato il nostro lavoro di cura a cui dovevamo essere per qualche vocazione portate alle nostre ambizioni di tipo lavorativo. Nel senso che poi noi dovremmo portare avanti questi due ruoli in modo eccellente entrambi e soprattutto mantenere il tentativo che spesso poi sfocia in una sindrome dell'impostore genitoriale, proprio quello di cercare di mantenere quel ruolo che richiederebbe 82 ore al giorno, mentre facciamo anche dell'altro. Questo era qui che volevo insomma arrivare, nel senso che partire parlando del lavoro non è a caso, perché parlare del lavoro ci aiuta, secondo me, anche a capire, adesso provo a tornare verso la genitorialità, come sia cambiata la genitorialità, cioè provo a parlare a pane al pane, cioè una volta, ma non sto parlando di 400 anni fa, l'essere genitore nel momento in cui tu riuscivi a soddisfare quelle che sono le esigenze di base dei tuoi figli, quindi i tuoi figli erano vivi, avevi già fatto un buon lavoro.
Dopodiché c'è stato tutto un cambiamento storico, per cui adesso quello che noi spesso ci chiediamo come madre e come padre è: ma gli avrò dato tutte le opportunità per diventare un uomo, una donna realizzata, per esprimere tutte le sue potenzialità? Quindi una ricerca di perfezione, genitoriale che è ognuno di noi avrà un livello diverso, ma che ha anche un'influenza da parte dell'esterno. Pensiamo anche a tutte le spinte che noi abbiamo alla stimolazione dei nostri figli. Cioè, provate a fare una ricerca in Google di quante pagine sono dedicate all'importanza di stimolare i nostri figli quando sono nella pancia. Cioè, una volta dovevi occuparti di non bere alcol e di non fumare. Cioè, adesso già dobbiamo pensare a come stimolarlo mentre sta crescendo nella pancia o ai giochi che dobbiamo comprare, che devono essere giusti e stimolanti, quelli che stimolano il cervello. Qui avete l'esempio polveroso che stimola il cervello, che è lì, è stato rotto a martellate da mia figlia, ma è tanto carino. Per cui esiste tutta una anche un contorno per cui ognuno di noi avrà le proprie caratteristiche per cui può essere più o meno propenso a cadere in questa sindrome dell'impostore, ma esiste anche tutto un contesto culturale, di società che in qualche modo spinge verso un certo tipo di genitorialità, dove a volte non basta più, sembra più che altro che bisogna essere seguire i consigli degli esperti su ogni cosa, diventiamo matte a cercare i giochi di legno perché di plastica no, e guardiamo di cosa sono, cioè devono stimolare il cervello, dobbiamo insegnargli le lingue, ma anche la musica e quanto è importante sviluppare. È tanto, no? E a quel punto, quando ti riconoscono un merito, nel momento in cui tu parti da una serie di aspettative così grande, è facile arrivare a dire no, perché io non faccio in realtà abbastanza, però voglio puntare lì e quindi ho paura che poi scoprano che io in realtà non glielo do il cibo biologico coltivato da delle vergini scalze. Okay? Quindi perché non ce la faccio, perché intanto sto anche cercando di affermarmi dal punto di vista lavorativo e mi piace, ma intanto dovrei anche fare quello. È tanta roba. È Sì, tanta a roba. volte c'è Sì, vai, vai, proprio anche la cosa che dicevi prima, no? Il fatto di non lo senti meritato perché dietro tu hai messo, cioè ci hai messo una fatica incredibile per raggiungere, no? Quel primo livello, quel secondo livello, no? E quindi non ti sembra meritato perché dici, soprattutto per quanto riguarda appunto il ruolo genitoriale, dici ma cazzo no, cioè, ma non dovrebbe essere così faticoso, mi hanno sempre detto che no, mi sarebbe venuto naturale o che era facile, oppure perché io mi sento così frustrata, no? Nonostante tutto, perché comunque per raggiungere questo step o questo risultato, non lo so, cioè parlare di risultati per quanto riguarda i figli lo trovo orrendo personalmente, cioè io magari ho fatto dei sacrifici enormi, no? E non dovrebbe essere così, però la colpa non è tua. Se ci arrivi sui gomiti, tra l'altro, a far mangiare tuo figlio con la forchetta, magari, no? Che si come è educato questo bambino? Non lo sanno le serate che tu hai passato in cucina col bambino che piangeva, che non voleva mangiare, capito? No, e poi Questo. secondo me, se posso, Luca, che mi aggancio solo a una cosa, perché secondo me è molto interessante parlare di risultati con i bambini, perché questo parallelismo che viene fatto col lavoro è molto, io dico pericoloso e mi assumo la responsabilità di quel che dico, perché mentre nel lavoro, quello, quando prima parlavamo, i tuoi meriti vengono riconosciuti, che ne so, hai fatto un brevetto, il brevetto c'è, hai raggiunto un accordo lavorativo con un'azienda importante, è verificabile. Ma il successo coi figli, come lo misuriamo? Cioè, quando è che possiamo dire che la nostra azione ha avuto successo? Non Questa è... è una bella domanda, e non solo la nostra azione, ma anche noi. Guardate, mentre parlavate mi venivano un sacco di flash, di situazioni, di discorsi sentiti,
in cui veramente, e questo non solo per le madri, posso testimoniare anche per i padri, insomma, vale come tipo di riflessione, in cui veramente c'è una sorta di situazione in cui, ad esempio, io parlo anche della mia esperienza, insomma, io mi sono sempre chiesto se agli altri padri, e penso che per le madri si possa dire simmetricamente la stessa cosa, agli altri padri veniva naturale essere un padre autorevole, presente, attento, che sapeva rispondere ai quesiti, alle domande, ai dubbi con certezze del figlio. Che è un tema su cui, insomma, io mi sono sempre invece sentito con numerosi dubbi su questo aspetto. Mi sono sempre chiesto, poi mi sono anche dato la risposta, ma qui mi piaceva vincere facile perché avevo studiato la sindrome dell'impostore e quindi, mi dicevo, ma gli altri padri, in questo caso gli altri genitori in generale, cioè si sentono veramente, cioè sono veramente sicuri, ci sono o ci fanno, si sentono veramente sicuri o anche loro si stanno ponendo lo stesso dubbio e pensano che io sia un padre che si comporta in maniera sicura, autorevole, attenta, eccetera, quando in realtà passo il 90% del tempo a dirmi che cosa sto facendo, aiuto, qualcuno mi aiuti, sostanzialmente. Questa cosa mi sembra che probabilmente sia, almeno da quegli input che vado a intuire anche quando vedo nelle community social, MDM in primis, ma in generale, insomma, si vede spesso in alcune comunicazioni, insomma, c'è una sorta di ansia di tutti i genitori rispetto a questo, questa domanda interna del ma gli altri viene naturale, solo io mi devo sforzare, solo io sono pieno di dubbi? Non so, Sara, se nella community di Mamma di Merda ogni tanto emergono riflessioni di questo tipo. Ormai noi il dubbio l'abbiamo superato, diciamo, l'abbiamo sfondato, siamo in un'altra dimensione. Cioè stiamo cercando di veleggiare verso, non voglio dire la consapevolezza, ma almeno l'accettazione, l'abbracciare il dubbio e che possa coesistere, che non tutti i dubbi vadano fugati, ma che magari vivere è proprio porsi delle domande in continuazione, no? È sbagliare, ricominciare, ritornare indietro, cioè accettare che si possa non sapere le cose, che si possa sbagliare anche da genitori, perché non è vero che è tutto così naturale, che poi no, tu trovi il tuo passo con tuo figlio, non è vero, perché sono, perlomeno per quanto riguarda me e buona parte della community, ma voi mi confermerete che poi il bambino attraversa talmente tante fasi che tu ti senti, c'è un breve così lasso in cui tu ti senti potentissimo perché finalmente hai capito, sai come gestire e lui cambia, in quel momento lui cambia e tu impieghi un'altra era geologica per riallinearti con lui, ma lui poi te lo fa apposta e poi cambia quando tu hai capito come funziona il gioco. Quindi sì, diciamo che ma mi hai fatto venire in mente quando dicevi chissà se ci sono altri padri. Tra l'altro io seguivo un blog che credo viva ancora in lotti insieme a noi, di un blogger, un papà americano di 3 figli se non sbaglio, che si chiamava proprio Non so che cosa sto facendo. Bellissimo. Ed era il suo blog di padre. Dicevo, io vado per tentativi, qualcosa farò. Succederà. Sai qual è la cosa più inquietante di questo? A parte che mi hai fatto venire in mente una maglietta che avevo quando facevo ragazzo, sono educatore in un centro estivo e c'era questa maglietta con Snoopy che aveva dietro oddio, adesso faccio un lapsus terribile in diretta, l'uccellino amico di Snoopy. Woodstock, pardon, come ho fatto a rimuovere il nome, con dietro Woodstock e vari fratellini di Woodstock, varie copie di Woodstock e tutti che seguono Snoopy e Snoopy che ha il grande fumetto non seguitemi, mi sono perso anch'io, che è un po' per certi aspetti la metafora. Non so perché l'avevano dato a noi educatori, che cosa volevano comunicassimo ai più piccoli, ma comunque vabbè, questo me lo sono sempre chiesto da allora, sono passati 30 anni ho ancora il dubbio. Però effettivamente un tema è anche verticale questa cosa, perché adesso che stavamo discutendo di questi aspetti, non so, anche Tiziana cosa ne pensi, ma io appunto il confronto tendiamo a farlo, padri o madri che si sia, con i nostri pari, cioè con le altre madri, con gli altri pari, con gli altri padri, insomma comunque sempre in una sorta di dinamica orizzontale. Ma forse questa sindrome dell'impostore c'è anche in una direzione verticale, transgenerazionale, cioè io provo a pensare a mio padre e a chiedermi cosa avrebbe fatto mio padre in questa situazione, perché da piccolo vedevo mio padre come una persona piena di certezze, sicurezze, eccetera.
E adesso mi chiedo, ma anche lui, quando io ero piccolo e lui aveva la mia età, eccetera, aveva gli stessi dubbi che mi facevo io? Probabilmente la risposta è Millantava, sì, come noi, millantava, come esattamente, noi. esattamente. E No, chiedo, ma questo quindi però è interessante. mio figlio si porrà questo problema nella prossima generazione? Cioè veramente lui è cascato nel fatto che io so cosa sto facendo? E veicolerà questo a suo figlio a sua volta? Perché è un tema interessante da un punto di vista transgenerazionale per uno psicologo. No, è un tema interessante e diciamo, il concetto di passaggio tra generazioni è interessante anche dal punto di vista della sindrome dell'impostore, perché questa ricerca di perfezione e quello che si è visto, ad esempio, siccome un altro ambito di studio della sindrome dell'impostore ha a che vedere con gli studenti, ad esempio, quindi è stata studiata in studenti universitari, ma negli studenti anche di scuole di gradi inferiori, è un'associazione tra quella che è la sindrome dell'impostore dei bambini e dei ragazzi e quella del genitore. Quindi c'è anche un passaggio tra generazioni anche di questa, nel senso che poi questa spinta, diciamo, alla perfezione, ma anche quelli che sono i messaggi che possiamo dare sia in maniera esplicita ai nostri figli o implicita, i messaggi che facciamo passare di cosa noi riteniamo valevole e di valore, in qualche modo se li portano dietro e quando interiorizzano in qualche modo alcuni messaggi da parte nostra di cui non si sentono all'altezza, ma che devono continuare a mantenere per mantenere ai nostri occhi l'immagine che noi abbiamo di loro, diventa molto pericoloso. Diventa molto faticoso per loro, no? Perché far passare questa idea e necessità di essere perfetti è faticoso da sopportare. E un'altra cosa che diceva Sara, a cui volevo agganciarmi un attimo solo perché mi è venuta in mente una cosa, è il fatto che i bambini cambiano, eccetera. I bambini sono altro da noi, quindi tutte quelle anche che possono essere le nostre idee di perfezione si vanno a scontrare con quelli che sono i desideri e i modi di leggere il mondo dei nostri bambini. E questo noi lo vediamo, lo vedono soprattutto tra di noi, non ce ne sono, noi tre, gli eroi che fanno un secondo figlio dopo il primo. No, Per cui l'unica non c'è stasera. appunto si è data la macchia, l'unica. Nel senso che poi quelli che sono i nostri sforzi, che noi vediamo in una direzione, che cioè noi cerchiamo sempre di fare il meglio, anche quando cerchiamo di essere perfetti, è perché stiamo cercando di fare il meglio. Io parto sempre dall'idea che noi facciamo quello che possiamo nel momento in cui non siamo in un ambito patologico per il bene dei nostri figli, anche quando facciamo scelte che magari agli occhi degli altri non sono così condivisibili o non sono sulla stessa linea di quelle degli altri. E cosa ci accorgiamo? Che quando abbiamo più di un figlio, pur avendo noi una certa idea di direzione, poi i figli hanno il loro modo di vedere il mondo, il loro modo di scegliere anche dove vogliono andare. A me viene sempre in mente, usato in maniera impropria, quando Brunner parla di scaffolding, no? Del fatto che noi dobbiamo Ce lo costruire. spieghi che cos'è lo Sì, sì, scaffolding? che noi siamo, come figure genitoriali ad esempio, dobbiamo essere l'impalcatura, ok, per i nostri figli. Un po' quando tu tieni le dita del bambino quando inizia a camminare, ok? Diciamo. Quindi dare quell'aiuto necessario perché il bambino possa andare in una direzione, che è diverso da prendere le mani del bambino, metterselo sui piedi e portarlo dove vuoi tu. Ma se tu accetti di tenere le dita del tuo bambino, devi anche accettare che magari i piedi non li muove esattamente nella direzione che vuoi tu. Quindi il ruolo che noi abbiamo come genitori può essere quello di guida nel modo migliore in cui riusciamo a farlo, secondo le nostre capacità, secondo le nostre fatiche, tenendo conto e facendoci una carezza, come dice spesso Sara, quando falliamo, quando ci sentiamo di aver fallito. E secondo me questa cosa è importante da portarsi a casa e io sono approdata alla community di mamma di merda quando ho avuto mia figlia,
E quando a un certo punto mi facevo la domanda di Luca: "Ma sono solo io? Ma com'è che ho studiato tanto?" E le ho trovate così. È per questo che poi ho tutta questa pubblicità per loro, e se ne parla coi pazienti e se ne parla con gli amici e colleghi che e colleghe anzi che rimangono incinta per questo motivo. Lavoriamo e ci piacerebbe c'è un bel commento Eh, di Lenetta. Certo, certo. È No, tutto è un mischione, è un mischione. Ma adesso mi stavate facendo ragionare su questo doppio, sulla doppia sindrome dell'impostore incrociata, no? Genitore e figlio, no? Tu millanti e lui millanta praticamente, cercate tutte e due di essere all'altezza l'uno dell'altro. La settimana scorsa sono stata a vedere il film nuovo di Almodovar, Madres Paralelas, e ho letto una sua intervista in cui lui diceva io voglio rappresentare le madri, tra virgolette, sbagliate, non per essere giudicante, ma per dare una definizione stereotipata e facile, no? Facilmente edibile. Perché le ritengo più complesse e più interessanti? Perché io sono cresciuto in questa famiglia super matriarcale, pieno di donne onnipotenti. Dice le donne della mia famiglia, io le vedevo, cioè erano onnipotenti, non dice le vedevo, dice erano onnipotenti, perché lui le vedeva da adulto ancora con gli occhi di bambino. E io mi sono molto domandata, chissà come erano realmente queste donne, se erano veramente queste super matrone o se è la rappresentazione che lui si è fatto o l'immagine che loro rimandavano, no? Di loro stesse. E quindi poi quando cresce con queste figure gigantesche, no? Cioè, cioè, è difficile anche tararsi, no? Che dici, ma che faccio? Blesso oppure no, mi faccio vedere, scopro un po' il fianco perché sennò dopo sembra troppo e poi magari ottengo l'effetto contrario, ovvero appunto che mia figlia o mio figlio si sentano appunto la responsabilità di dover tenere alta, no? questo baluardo, quando invece No, dentro tu sei tutta rotta in realtà. no, ma infatti Non... questo legittimare la fragilità, no? Anche, è anche una questione che il modo in cui noi decidiamo di mettere in campo le nostre emozioni nella relazione con i nostri figli legittima l'esistenza di alcune emozioni, anche di quelle negative. Anche l'altra volta quando parlavamo del sono arrabbiata, ti faccio vedere che sono arrabbiata, ma anche ho un momento di difficoltà, legittima nell'altro il fatto di non sentirsi in qualche modo sbagliato nel momento in cui ha un momento di difficoltà, in cui il momento di difficoltà ci può essere, il momento di difficoltà si può provare a superarlo, si può volerci stare dentro un pochino a cullarsi anche nel momento di difficoltà, perché magari in quel momento non si hanno le risorse per superarlo subito, e il fatto di questo tentativo a volte disperato di apparire perfetti agli occhi dei nostri figli non è forse sempre la scelta migliore, perché ha con sé un secondo messaggio, cioè che non si può essere fallibili, o quantomeno che l'essere fallibili è qualcosa di brutto, è qualcosa che nel momento in cui tu sperimenti, poi magari come figlio, è qualcosa che devi sperare che rimanga nascosto, no? Non è qualcosa di condivisibile, non è qualcosa a volte di narrabile. E questo, il fatto di avere degli spazi, e adesso sempre di più gli spazi magari non sono quelli solo dei rapporti che abbiamo con chi ci è vicino fisicamente, ma anche degli spazi virtuali in cui riuscire a tirare un fiato e sentirsi, oddio, sono normale. Quando dici, ok, c'è qualcun altro come me, c'è qualcun altro come me e quindi posso legittimare questa emozione, non è sbagliata. E questo anche all'interno della relazione coi figli, secondo me è importante, ma anche riconoscere a volte di sbagliare, no? Quando l'altra volta si parlava del senso di colpa.
secondo me il senso di colpa che consegue il fatto magari di aver avuto davvero magari una reazione esagerata, e voglio dire, a chi non è capitata, ditemi di sì, per favore, dite di sì, perché se no esco e vado a chiamare la terapeuta. Perché anche il fatto di chiedere scusa ai figli, che è una cosa che si fa molto poco, secondo me, il fatto di scusarsi coi figli nel momento in cui si è avuto una reazione che noi riconosciamo come esagerata rispetto magari al contesto, rispetto a quello che realmente era successo, per tutto quello che magari ci portiamo dietro da una giornata, secondo me è un grande insegnamento che noi possiamo dare ai figli, più dell'essere perfetti. Mi fai un altro... Scusa. Sì, vai Sara, dopo. sì. No, vai. Mi puoi fare un altro esempio pratico, cioè di una dinamica funzionale, no? Cioè di mostrare la propria fallibilità ai figli, oltre al chiedere scusa, ci sono 1.000.000 di altre situazioni in cui tu, cioè magari sei sfinita, sei annoiata, che magari, ecco, io tipo ho dei momenti terribili, no? In cui, cioè, mia figlia parla a macchinetta, parla, e io delle volte proprio vorrei dire ti prego, no, cioè, però come fai? È difficilissimo, no? Cioè, per dire, guarda, sono stanca morta, non ho la concentrazione, ma tipo così, per esempio, potrei dirglielo. Te lo stavo a dire. Per esempio, brava, molto bene, brava. Nel senso, anche così, cioè, il fatto di dire, oh, mi stai dicendo delle cose che vorrei veramente avere l'energia di riuscire frega ad veramente niente, tra l'altro. Non ce la faccio, ma non so se non te ne frega niente, perché magari dette in un altro momento in cui sei serena, tranquilla, le staresti ad ascoltare e non ti accorgeresti neanche del peso. Ti accorgi nel momento in cui sei a un livello in cui non ce la fai più, e secondo me anche il dirlo che in quel momento non hai l'energia per riuscire neanche a sentire, anzi sentire sì, ma ad ascoltare forse quello che ti sta dicendo, io non ci trovo niente di male, ma da un punto di vista psicologico a dirlo, onestamente. Ma così come l'hai detto tu, ma anche il raccontare, ad esempio, di nostri fallimenti, cioè io ad esempio, mia figlia è piena dei miei fallimenti dal punto di vista sportivo, avendo preso la mia stessa agilità, ci abbracciamo e questa cosa a lei, che ha 4 anni e mezzo, voglio dire, la fa soffrire moltissimo, quindi la condivisione di fallimenti che anche a me hanno fatto soffrire moltissimo ai tempi, in alcuni campi, che può essere quello, non so, quello sportivo, ma anche quello lavorativo. Oggi volevo fare un lavoro e non ce l'ho fatta perché non riuscivo a concentrarmi. Il fatto di riportare anche una dimensione che poi è umana, quindi non il fatto che può succedere, come può succedere a loro a scuola, può succedere anche a te al lavoro, che quel giorno che dovevi fare quella cosa, alla fine non ce la facevi, no? E il condividere la nostra fallibilità, secondo me, è un grande insegnamento. Ma tua figlia, quando racconti queste cose, tua figlia come reagisce? Ma mia figlia se le fa raccontare tante volte perché vuole essere sicura di aver capito bene. Ho capito bene, con chi ho a che fare. Davvero? No, perché anche mia in figlia, che mani sono, esattamente. Sì, mia figlia è in mani terribili, ma queste le sono capitate, facciamo del meglio con le mani che ha. Perché mia figlia, a me è capitato, no? A volte magari per cercare di sminuire delle cose che fa lei, che le sembrano dei drammi, delle tragedie, no? Allora a me è capitato di dire, guarda, è capitato anche a me da piccola questa cosa, ma anche da grande. E lei rimane proprio, si frizza, fa, davvero, ma anche a te ti è capitato? E come è successo? E cosa hai fatto? E poi, quindi noi diamo un sacco di cose per scontate, ma loro si hanno già conosciuti così. Loro non ci conoscevano, non sanno chi eravamo, che noi avevamo una vita precedente, che c'era un mondo prima di loro. Questo commento che sta andando adesso in effetti lo vedo molto azzeccato su questo aspetto, nel senso che forse veramente noi ci autovincoliamo al pensare che se non diamo un'immagine
a noi stessi in primis, a chi ci sta accanto, ai nostri figli, chissà che conseguenze ne potrebbero venire fuori. Quando quello che dicevi prima, Tiziana, mi sembra veramente interessante in questo senso, cioè la possibilità di legittimare l'imperfezione nostra, ai nostri stessi occhi e agli occhi dei nostri figli, che è un passaggio molto difficile per un genitore, perché è accettare un limite che magari siamo abituati a pensare che non dovremmo rappresentare, perché chissà questo che insicurezze può veicolare nei figli. Però mi viene da pensare che forse è proprio il contrario, cioè proprio il rendersi, legittimare, diciamo così, la propria imperfezione e accettare di rendersi coerentemente imperfetti agli occhi dei figli, forse li libera da ansie, li libera da idealizzazioni del ruolo genitoriale nelle età e nelle tappe appunto fisiologiche per questa elaborazione. E mi chiedo se anche questo non possa essere utile nel interrompere quelle catene transgenerazionali di ruoli idealizzati, ruoli genitoriali idealizzati, ne parlavamo anche al primo incontro, che poi spesso portano a una sindrome dell'impostore. Come dire, se tutti nel mio transgenerazionale devono essere perfetti, se tutte le mamme, barretta papà che vedo nei miei circoli sociali sono perfetti, ogni tanto Mamma di Merda pubblica dei meme che mi fanno morire da ridere con queste mamme anni 50, truccate, vestite perfette, con una mano cullano il bambino, con l'altra fanno 18 attività lavorative, intanto con una gamba mettono la torta nel forno, cioè quelle cose, no, che o sei così oppure sarà chissà quale tragedia, una sorta di polarizzazione estrema, o senza vie intermedie, questi modelli rigidissimi, o sei perfetto o è una catastrofe, o sei un genitore senza macchie e senza paura, oppure sarai un genitore che traumatizzerà i figli con la sua imperfezione. Forse è la nostra ansia di perfezione che rischia di traumatizzare i figli più del nostro riconoscimento dell'imperfezione. Assolutamente, ma anche prima gli esempi che facevamo anche con Sara, il fatto di riportare, ad esempio anche a me è successo, poi ci sono alcune cose che io ricordo, porto questo esempio perché mi viene più facile sempre sul piano atletico che mi vede protagonista dei fallimenti più miserabili della vita. Mia L'hai figlia superata però, mi sembra, l'hai superata brillantemente. Cioè, non faccio niente, mi sono data al divano e vivo serena. Ormai ho deciso che ho l'età in cui non ci provo manco più, basta. Ma mia figlia tipo non riusciva a imparare a saltare ed è una cosa che anch'io avevo fatto una certa fatica a fare, che è una cosa molto impegnativa. E per cui le ho raccontato questa cosa e che poi piano piano avevo imparato, abbiamo preso il tappetino elastico, poi ho imparato a saltare, e ho detto che allo stesso tempo però tipo la verticale non ci sono mai riuscita, ma altri sì. Quindi ci sono delle cose in cui possiamo non essere capaci, non riuscire, ma magari con l'impegno, se ci interessa veramente farlo, magari provare, continuare a provare. Ci sono altre cose che possiamo anche decidere di rimanere fallimentari per tutta la vita. Cioè, non è detto che tutte le nostre pecche debbano essere in qualche modo risanate o che debba sempre valere il se ci provi ce la fai. Non è vero, così come non vale il puoi fare tutto ciò che vuoi nella vita. Non è vero, potrà fare moltissime cose, ma alcune no. Tutti i nostri figli potranno probabilmente fare tantissime cose nella loro vita, ma non tutte. Dare il massaggio puoi fare quello che vuoi nella vita. Ammazza, cioè, grazie, ma anche no. Cioè, è troppo, no? Cioè, non è vero, è mentire questo. Quello che dicevate, esattamente quello che diceva Luca, esattamente. Esatto, sì. Che forse, ecco, Anche dare... la prestazione come genitore io penso che sia in questo periodo complesso, nel senso che pensiamo solo a quanti corsi per essere un bravo genitore esistono e crescono come i funghi, no? Abbiamo corsi per qualsiasi parte della nostra genitorialità, quindi l'ansia da prestazione a uno un pochino gli viene associata al Ecco, ma fatto che... magari qualche corso in meno e un po' di sostegno in più, no? Alle famiglie, cioè, non so, proprio non lasciarli abbandonati allo sbaraglio. Tempo fa avevo fatto una diretta con Save the Children che sta attivando tutta una serie di sportelli
già negli ospedali, si chiama Fiocche in ospedale, perché lì è proprio il primo momento in cui tu sei abbandonata, perché l'importante è che tu partorisca e che impari ad attaccare il bambino al seno, poi sono tutti affari tuoi. Già in ospedale, no? Spesso si incappa in queste situazioni in cui e lì immediatamente, cioè tu già che sei leggermente in crisi di tuo perché hai appena partorito, in più c'è tutto questo fardellone di novità, cioè in quel deserto dei tartari vanno a rinforzare, cioè questa sensazione che tu non sia capace, non sia all'altezza, che tu forse hai fatto un figlio, ma forse non lo dovevi fare quel figlio. È già, capito, già la sindrome dell'impostore, che dici, ma se mi lasciano da sola, cioè vuol dire che si può fare, no? Esatto. Cioè se questa cosa, teoricamente io dovrei saperla fare. No, non è così. Cioè è proprio, si parte subito col piano sbagliato, secondo me. E aggiungo soprattutto in un periodo storico in cui non siamo più in grandi contesti familiari, nel senso una volta tu avevi dei figli, probabilmente vivevi vicino ai nonni, agli zii, avevi questi contesti allargati. Adesso molte famiglie nascono. Ma c'era la balia, una volta c'era la balia anche, cioè ma di che parliamo? Cioè come si chiama? Aspetta, come sto io, no? A proposito di sindrome dell'impostore, il periodo dopo che hai partorito, non viene la Quaresima, scusa. Quei 40 giorni. Il puerperio, intendi? Il puerperio, ecco. Nel periodo del puerperio, una volta, le donne dovevano stare a letto, stavano a letto e non facevano nulla, a parte le mondine che partorivano in risaia e ritornavano a lavorare. Però il puerperio era concepito così, che puerperio tu dovevi stare ferma, c'era la balia, facevano il brodo di pollo, e cioè, poi dopo arrivavano tutti gli altri cavoli, però vivere in una famiglia allargata, sicuramente in un contesto sociale dove c'erano molte più interazioni, cioè, era un'altra cosa, no? Adesso abbiamo perso quello e quell'altro praticamente, per fare meglio abbiamo fatto peggio, in sostanza, in alcuni casi. In altri casi allontanare invece le madri, le suocere non è così male. Spesso. No, però ma io era anche un contesto in cui, al di là che a volte magari i modelli non potevano non essere proprio, potevano essere diciamo perfettibili, ma imparavi anche, cioè voglio dire, noi i nostri genitori non li abbiamo sperimentati, cioè non ce lo ricordiamo cosa facevano con noi quando eravamo piccoli. In quei contesti allargati tu avevi qualcuno che magari insieme a te si prendeva cura e da cui in qualche modo per modellamento imparavi, no? Avevi un modello che adesso è venuto a mancare, è vero quello che dice Sara, cioè, o quello che diceva Luca all'inizio della diretta l'altra volta. Te lo danno e tu dici dov'è il libretto di istruzioni, no? Cioè adesso cosa faccio esattamente? E io ricordo che la prima volta, giorno 1 che mia figlia è arrivata a casa dall'ospedale, presa dall'ansia praticamente le ho tagliato la testa sbattendola su una mensola perché ero talmente, sì, è viva però ero completamente, talmente frastornata, talmente che, oh Madonna, non c'è più neanche lì l'infermiera, se sbaglio a cambiare il pannolino sul fasciatoio l'ho picchiato una testata contro la mensola, che ho detto bene, è finita la mia maternità, dopo il 4° giorno mettiamo via, archiviamo la questione maternità. Si è molto soli e se si è molto soli e si ambisce in qualche modo alla perfezione o si crede di essere gli unici o le uniche ad essere in difficoltà, è difficile, manca proprio quel sostegno sociale e che io ho sentito la diretta con Save the Children, che è un'idea meravigliosa da quello che dice Tiziana mi fa venire in mente come sintesi che in un certo senso bisogna imparare a perdonarsi per le proprie imperfezioni e questo ci permette di verbalizzare, condividere e normalizzare imperfezioni. Neanche ha sentito Sara la parola imperfezioni. Questa imperfezione è talmente avulsa dal termine imperfezione, lei da mamma perfetta che giustamente
Non riesce neanche a sentirla. No, perché effettivamente nel momento in cui accettiamo e tolleriamo questo limite, questo piccolo lutto rispetto al nostro ideale genitoriale, accettiamo di riconoscere questo limite, e questo ci permette forse di normalizzare certe lezioni, certe dinamiche. Io però avevo un quesito, Tiziana, che è un quesito su cui probabilmente sarebbe cintura nera Sara, ma io decido apposta di farlo a te, sia perché voglio metterti in difficoltà, te l'avevo Ma io promesso. sai che io sono il caso clinico di sindrome Eh, dell'impostore, quindi proprio... cioè, io adesso sto per dire una parola che di solito crea sommovimenti tellurici e dinamiche drammatiche. Il gruppo chat delle mamme o il gruppo chat WhatsApp della scuola, che è Sara. già un'espressione che attiva esattamente. Ecco, Sara ha giustamente dato. Ecco. Io No, io credo devo almeno. confessare che sono pure rappresentante di classe perché Questa è lo so, un'aggravante, Tiziana. lo Questa è sono, sono Lei un'aggravante. l'unica che è andata... vede, lei deve dimostrare che comunque ci sta Infatti, dentro, capito? esatto. Il fatto che io fossi l'unica della mia classe ad essere andata all'incontro per la votazione è un altro. Può essere, esatto. Io sono in diversi gruppi di chat di mamme della scuola, nel senso che poi di mamme, nel senso che il 90% effettivamente di chi sta in queste chat è donna, insomma, sono le mamme. Una cosa che mi ha sempre colpito un po' questa simmetria Cioè di ti ha genere che si. colpito, cioè ti Sì, lo colpisce so, che... Mm. sì, sono ingenuo, sono giovane e ingenuo, lo so. Però effettivamente un po' mi ha colpito. E devo dire che in alcuni casi, non in tutte le chat che ho visto, però in alcune sembra un po' la fiera della, come dire, delle situazioni, delle frasi che aumentano la sindrome dell'impostore per chi ne soffre particolarmente. Cioè, spesso è uno show reciproco di mio figlio, adesso scusate, oggi non posso, ragazze, perché devo portarlo a judo, karate, disegno e è accanto gregoriano. L'altra che dice, ah sì, il mio, appunto, gli facevo sentire, mi aveva colpito quando si era parlato appunto di queste cose che già fin da prima della nascita dobbiamo fare i programmi di potenziamento, stimolazione cognitiva, le musiche che fanno aumentare l'intelligenza e tutte queste mode, queste La false. famosa sonata di Mozart, quella che poi Esattamente. siamo cascati tutti. Mia figlia ha Esatt- imparato a fare la cacca senza pannolino con quella sonata. Pensa quanto Vedi, le è piaciuta. può essere effettivamente uno stimolo cognitivo utile, insomma. E no, in effetti, però a questo punto io in quelle chat devo dire che la mia sindrome dell'impostore genitoriale è aumentata, perché poi diventano veramente delle piccole bolle di validazioni o invalidazioni sociali in cui vedi tutti gli altri che commentano così e veramente a quel punto tu te lo chiedi ancora di più in maniera più enfatizzata, ma come è possibile? Ogni giorno ti arriva un input di questo tipo. Tiziana, No. no, o Sara, o Luca, Tiziano e Sara, Luca, che si fa? guardami. Ti Luca, esci guardo, da questo incantesimo. La esco, chat non esiste. La chat, magari. la chat esiste, però cioè, è come un grande social network. Cioè, Mi non, stava non venendo lo è, stesso esempio, brava. non è Ok. reale, quella roba è tutto show off, come hai detto tu. Oppure a me sembra tante volte che abbiano bisogno per se stesse, alcune, di dire certe cose per dire, oh, cioè mi posiziono, cioè io adesso qua faccio vedere che sono quella, no, che sta sul pezzo, che segue il figlio, che sa fare benissimo, brava, vai avanti tu, stai peggio di me. Questo è, a me sembra che abbiano più bisogno loro, ma cioè, non è un giudizio, cioè, penso che anche loro stiano facendo una fatica immane, che stiano cercando di barcamenarsi. Io ci rido, dico un sacco di parolacce, anche qualcosa di più, e loro fanno così, hanno trovato il loro da forma di adattamento, però vai ad adattarti anche un po' lontana dal mio culo, dalle mie chat, ogni tanto. Capito? Tiziana, Però. da un punto di vista da psicologa, tu che cosa suggeriresti? Che tipo di dinamiche si potrebbero costruire all'interno di una chat di questo tipo, o un genitore che è nella chat delle mamme? Lo so che ti sto chiedendo l'impossibile, però una riflessione, cioè queste dinamiche di gruppo effettivamente sono spesso saturanti per chi ne viene un po' travolto, si trova immerso in queste dinamiche di gruppo, e a volte è anche difficile, come ci faceva notare Sara, esprimere
in maniera, magari per una persona un po' più timida, un po' più fragile, un po' più in difficoltà rispetto a queste dinamiche, o un po' più in dubbio suo perché dice accidenti, veramente allora sono l'unica o sono l'unico a sentire così, gli altri sembrano essere tutti così performanti, bravi, sicuri. In una dinamica di questo tipo, in queste chat, secondo te è possibile fare qualcosa, proporre, esprimersi, dare degli input? Come si può gestire una situazione di questo tipo? Secondo me ci sono due cose. Una intanto, ma al di là di quello che si può fare dentro, mi attacco a quello che diceva Sara, è quello che succede su Instagram. Noi mettiamo la foto migliore, io no perché non pubblico, ma quello che mettiamo solitamente è la foto migliore, quindi già nella lettura il fatto di cominciare a guardare alla chat così come dovremmo guardare i social network è una cosa. L'altra cosa è un po' un invito a noi, a chi magari ci sta seguendo e che pensa di avere queste risorse, perché poi è sempre una questione di risorse, no? Quindi nel momento in cui abbiamo una consapevolezza di queste cose, anche il mettere in campo all'interno di queste chat anche una difficoltà o un momento di diciamo non proprio performante all'interno di queste chat può essere anche un modo di legittimarlo. Ovviamente non è che lo possono fare tutti, ma chi di noi magari ha raggiunto già una diciamo non è così schiacciato da forse invece di ignorarle basta, il fatto di metterci dentro qualcosa di diverso può essere un impegno che ci prendiamo per la comunità in qualche modo. Ma anche mi viene in mente di invece di segnalare solo spesso in queste chat, almeno le mie, girano volantini vari ed eventuali di cose performanti che dovremmo far fare ai nostri figli, il fatto anche magari di pubblicizzare altri tipi di iniziative che magari vanno in una direzione diversa, quindi in una direzione di incontri, in una direzione di luoghi di supporto dove non di incontri con i genitori, di proporre cose che non hanno a che vedere insomma con l'ambire alla perfezione genitoriale, quindi non lo so, noi viviamo a Padova, ma tutta una serie di iniziative che invece hanno a che fare con magari fare incontrare i genitori che si sentono un pochino più in difficoltà e secondo me possono essere usate in questo modo. Ma sto improvvisando. Mettete dei meme di mamma di merda, così, pam, ogni tanto. No, scusate, ho sbagliato chat. Volevo mandare la mia migliore amica. Qualcosa del genere. Allora adesso invece io vi do il consiglio pratico, al di sotto del cognitivismo. Queste sono tecniche che io ho mutuato da Francesca, che lei è una pro, avendo due figlie che vanno già una alle elementari e una alle medie, e quindi lei mi ha già anticipato come fare. Allora, diciamo, sia un po' la tecnica dell'opossum, no? Di fronte a certe cose voi dovete fare un po' la tanatosi, come di fronte al grizzly, no? Così, brava, bravissima, voi fate gli affari vostri. Poi dovete inquadrare quella proprio brava, però quella proattiva, no? Anche empatica, quella brava per davvero, brava, bella, brava e buona, no? Caro Cagatia, che vi adotti un pochino, che quindi che tu gli tipo, oddio, ma che c'erano i compiti per domani? E lei no, poi in privato, oppure no, le scrivi in privato se non ti vuoi esporre sulla chat, devi individuare, capito? Un po' quella brava ma anche empatica, o anche un po' meno brava fatti adottare da una mamma bene. Un po', capito? Vi fate un po' puntello, così lei ride molto della tua inadeguatezza, tu un po' la carichi pure ogni tanto e lei si sente bene e poi si rilassa pure, però ti passa i compiti che tu ti sei persa nel frattempo e così proprio l'universo è in equilibrio, capito? Così, se non vi volete esporre nella chat. Mi sembra una strategia effettivamente che ha un suo perché, esattamente. Io Funziona. però, Tiziana, avevo un'altra domanda per te, questa anche un po' più seriosa per certi aspetti. Ci sono delle situazioni in cui la sindrome dell'impostore diventa veramente pesante da tollerare, in
cui veramente questo può essere accompagnato anche da delle difficoltà personali, emotive, insomma, di rilievo, e che rendono veramente difficile anche la quotidianità nel ruolo genitoriale. In questi casi tu che cosa suggeriresti? Ogni tanto appunto qualcuno si vede insomma che manifesta un disagio di rilievo rispetto a questa situazione, emerge a volte in maniera molto marcata e accompagnato a volte da anche sintomi di ansia, di depressione. In questi casi che cosa si potrebbe fare? In questa situazione che tu mi hai descritto, secondo me bisogna chiedere aiuto, ed è una delle cose più difficili da fare per chi soffre, diciamo, di questa sindrome. Ma è l'unico consiglio che mi verrebbe da dare, onestamente, nel senso di anche continuando a nutrire una aspirazione di perfezione, che voglio dire è legittima e noi non giudichiamo insomma nulla rispetto a questo, ma il fatto di dedicarsi del tempo, anche perché il nostro fine rimane raggiungere la perfezione, ma dedicare del tempo a se stessi, che vuol dire rivolgersi a qualcuno che può essere competente nell'accompagnarci in qualche modo a trovare delle alternative a delle strade che continuamente ci si sbarrano davanti e che ci fanno soffrire. Quindi nel momento in cui quella che abbiamo chiamato sindrome dell'impostore rientra in un campo di affrontabilità, quindi riusciamo a condurre la nostra vita con delle piccole oscillazioni, ma teniamocela, come dire. Nel momento in cui questa diventa invalidante, ci accorgiamo che diventa invalidante perché porta con sé tutta una serie di difficoltà che, come dici tu, possono avere a che vedere con l'ansia, ma anche con una sintomatologia più depressiva, diciamo. Secondo me lì è il caso di chiedere aiuto. Di chiedere aiuto, qui stiamo parlando di una sindrome dell'impostore in ambito anche genitoriale, perché vuol dire chiedere aiuto per sé, ma vuol dire anche chiedere aiuto per stare meglio nella relazione con i figli. Quindi è comunque un'assunzione in qualche modo di responsabilità verso noi stessi, perché ci dobbiamo voler bene, ma anche verso quella che è la responsabilità che abbiamo verso i nostri figli, questo penso. Non so se ho dato una risposta troppo. Sì. Sì, No, io no. invece ti volevo chiedere, sai, non tutti e tutte sono proprio in contatto magari, no, con se stesse. Cioè, secondo te, quali possono essere, diciamo, questi sintomi, le prime avvisaglie che tu stai patendo un po' di questa sindrome dell'impostore? Allora, Perché magari tu ti senti proprio uno schifo tu, no? E non ti rendi conto che invece è una forma di condizionamento. sì, ma come abbiamo detto all'inizio, la sindrome dell'impostore in realtà non è una diagnosi, la si chiama sindrome, ma la si chiama fenomeno dell'impostore, quindi è il sentire di non essere all'altezza dei meriti che abbiamo. Ehm, e questo, cioè se dobbiamo parlare di percentuali, nelle ultime ricerche è intorno all'80% delle persone dice di averla sperimentata almeno una volta, non stiamo parlando di un pezzettino di piccolo di popolazione, quindi non è una condizione in cui si ritrovano 5 persone sulla terra e vediamo cosa farcene. Quindi è vero, non siamo a contatto con noi stessi, ma a un certo punto ci rendiamo conto e nei casi più, diciamo difficili, quello a cui si assiste è una difficoltà anche nel fare le cose, perché poi a un certo punto diventa che le cose vengono ad esempio procrastinate, perché non ci si sente mai all'altezza, ci si sente bloccati in qualche modo, quindi non si affrontano neanche le cose perché a un certo punto non ci si sente neanche all'altezza di affrontare. Quindi al di là che uno possa avere un contatto con se stessi e farci un ragionamento molto approfondito dal punto di vista psicologico, non è questo l'importante, ma a un certo punto proprio la vita ti sbatte in faccia che non riesci più a fare delle cose o che le fai con una sofferenza così grande che non è più un sentimento momentaneo che poi arriva, poi passa e riesci ad andare avanti con la tua vita e poi magari torna e poi passa,
diventa qualcosa che caratterizza in qualche modo le tue giornate, i tuoi mesi, e a quel punto, anche se non gli dai un nome, è una sofferenza che senti, e per questo io trovo importante legittimare in qualche modo lo stare male, legittimare la sofferenza e legittimare anche il fallimento, perché nel momento in cui tu legittimi tutto questo diventa più facile per chiunque chiedere aiuto. Nel momento in cui questo non viene legittimato, a volte anche la possibilità di chiedere aiuto o l'idea di poter chiedere aiuto può essere percepita come un fallimento e quindi allontanata magari per un tempo eccessivo rispetto a quanto non servirebbe alla persona, mi viene da dire. Come dire, Non so se sono un genitore che ha bisogno di chiedere aiuto, vuol dire che appunto è la prova definitiva che non sono un buon genitore, tra virgolette. E quindi diventa paradossalmente qualcosa che mi aiuterebbe, mi sarebbe utile, ma che io rifuggo perché va a validare ulteriormente questo mio grande timore di non essere il genitore Infatti, ideale. io lo dico ridendo perché poi a me Sara fa ridere, quindi lo dico ridendo, ma questo diffondiamo l'inadeguatezza, a me piace molto, perché non è un rendiamo tutti inadeguati, ma legittimiamo il poter essere inadeguati. Talvolta anche, non sempre, nessuno lo è sempre inadeguato, cioè non deve diventare una corsa nell'adeguatezza, ma questa legittimizzazione, ok, Sì. secondo me è importante perché vuol dire poter narrare le cose e significarle in un modo diverso dal quale, rispetto a come sono state narrate fino adesso. E la narrazione, il fatto di dare dei significati, crea una realtà diversa, no? Perché si chiama politically correct, quello che è tanto che viene tanto accusato, no? Quello che viene tanto schifato, ma il politically correct è esattamente questo, dare alle cose il giusto nome o rinominarle. Di questa cosa ne parlavano, cioè il politically, scusate, sta prendendo una brutta piega a fare una piccola. Questa cosa nasce con le donne marxiste femministe, cioè alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, cioè che hanno cominciato a dire ma forse se diamo un nome a questa cosa la facciamo esistere, se la chiamiamo in un altro modo, nel modo giusto, se cambi, no? Cioè significato, cioè capisci queste cose, poi prima o poi. Ma vabbè, no, torniamo a noi. Cioè, poi il discorso di legittimare il fallimento è quello che noi diciamo, diffondiamo l'inadeguatezza. Noi ovviamente lo facciamo in una forma molto più marcata, no? Più caricaturale, però in realtà è un doppio significato, perché quello che a me piacerebbe è non legittimare il fallimento. Mi piacerebbe anche cambiargli nome al fallimento, no? Ma lasciare che venga considerato semplicemente una cosa fisiologica, cioè una cosa che deve esserci per forza nella vita, perché sennò sei un megalomane, sei un nevrotico, cioè sei un cocainomane che non vede le difficoltà e appunto le defiance, no? Ci devono essere delle flessioni e non possono essere per forza delle considerate negative o come un momento down proprio della vita. No, cioè è proprio un flusso fisiologico delle cose, non si può stare sempre, no, up così. Chiamiamolo in un altro nome il fallimento, cioè, diversamente, diverso successo, non lo so, cioè, non so come chiamarlo. È più della legittimazione, è proprio integrarlo nella nostra vita. Nella mia esperienza, ok, ho trovato utile fare rete con altre mamme aperte all'autocritica e al confronto aperto sulle nostre difficoltà. È piacevole sentirsi assieme e ci ha salvato soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo. Potremmo dire che è la controchat, la controchat delle mamme potrebbe essere una cosa di questo tipo, e che anche
Occasione di attivare Lenetta la ci resilienza. comunica un'occasione di attivare la resilienza. Ecco, potremmo definire la resilienza delle fragilità, potrebbe... Ah, non ti piace la parola resilienza? È un po' abusata. A me in realtà piace molto, ma mi piaceva in tempi non sospetti, ecco, insomma, già da tempi non sospetti. Però effettivamente forse sì, ed è un po' un paradosso, perché beh, questa però allora ci sta anche come dire, come aneddoto che da parte mia metto nell'avviarci verso la chiusura di questo scambio. Fino agli anni 70, nella ricerca sulla cosiddetta, passatemi il termine, resistenza psicologica, si utilizzava un costrutto teorico che era definito hardiness, la hardiness di Cobasa, che era un ricercatore. E hardiness, già dalla parola lo dice, la durezza, l'essere duro, l'essere tosto, l'essere uno che non si fa scalfire dalle difficoltà della vita. In seguito si è passati a un costrutto un po' più sofisticato, quello appunto di resilienza, che è un riconoscere il fatto che non sei duro, puro, intangibile e hai le spalle larghe, ti passano addosso tutti i dolori e le complessità e le fatiche di ruolo, di vita, di esperienze difficili, ma sei resiliente, cioè puoi anche accettare i tuoi limiti, le tue difficoltà, ma questo non implica che tu non sia poi in grado di elaborarli, adattarli e andare oltre le difficoltà, adapt and overcome, come si suol dire, davanti a una situazione complessa. E ci ha aperto anche al costrutto teorico in psicologia di post-traumatic growth, di crescita post-traumatica, cioè della crescita psicologica ed emotiva che possiamo fare appunto anche tramite un coping, un adattamento basato sulla resilienza davanti a situazioni difficili. Come dire, in sintesi, se non ci mettiamo nel ruolo di essere duri, puri, quadrati e massicci, che non devono, come dire, dalla pubblicità quello del denim, no? Come dico, faccio sempre l'esempio del denim, se vi ricordate la pubblicità, l'uomo che non deve chiedere mai, no? L'uomo perfetto, comunque la persona senza difetti, e passiamo a una logica più basata sull'imperfezione, ma un'imperfezione consapevole, cosciente, attenta, che ci rinormalizza, ci legittima imperfetti tra gli altri imperfetti. Questo abbassa un pochino quello che è l'ansia e le difficoltà legate al ruolo ideale e ci permette di essere realmente resilienti, quindi magari anche di affrontare con maggiori facilità le situazioni più complesse. Io credo che stasera abbiamo focalizzato un tema che è molto diffuso, quello della sindrome dell'impostore e del nostro modo di sentirci a volte in difficoltà con gli altri. Questo molto spesso lo si vede nelle relazioni genitoriali, nelle relazioni educative. Io ringrazio da questo punto di vista Tiziana, perché ci ha aiutato Sì, a volevamo mettere parlare un di po' di scuola, ordine. siamo andate da un'altra parte, io e Sara, ma va bene. Sì, lo so, ma vabbè, siamo imperfetti, no? Avremmo dovuto parlare di questo aspetto. Scusate. Però, no, però è così, questo è uno dei temi su cui si identifica di più. Il genitore che accompagna il ragazzo, la ragazza nel suo percorso scolastico, il bambino, e di come spesso questa dimensione, mi piace la vostra mano di grossa, aspetta che no, stavo vedendo il commento, e di come appunto spesso questo diventa uno dei, come dire, dei punti di espressione di questa complessità, di questa difficoltà. Certo. Io andrei a sfumare lato mio, ti lascerei però effettivamente una battuta tiziana su questa dimensione scolastica rispetto a questo elemento della sindrome dell'impostore. Velocissima, nel senso che per chi aspira alla perfezione, la scuola diventa un gran banco di prova, perché è la prima volta che noi lasciamo andare i nostri figli in un luogo dove noi non abbiamo il controllo. E questo porta molto spesso ad avere un estremo timore delle eventuali critiche che possano venire da questo ambiente che, soprattutto se noi abbiamo investito in questa maniera in cui poi ci siamo raccontate, in cui quasi il successo, passatemi il termine, di nostro figlio o di nostra figlia diventa l'espressione del nostro successo come genitore, quello che ritorna dalla scuola e che spesso non è quello che non è mai, anzi quello che noi ci aspettiamo, può essere molto invalidante a volte per i genitori che hanno puntato così tanto sulla perfezione come genitori e sulla perfezione dei figli. Era questo il legame che avevo in mente anche di Imperfetti tra gli imperfetti, certo, che mi era venuto in mente, che volevo un po' creare con l'ambiente scolastico, perché voglio dire, voi andate ai colloqui coi genitori? Con gli insegnanti? Ci andate Io voi? sì, mi sento moltissimo in ansia, sì.
ricordo ancora traumaticamente, Madonna, sì, 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 il mio primo colloquio con le maestre di mio figlio mi sembrava di essere io che tornavo a colloquio con i genitori e temevo quello che era la valutazione, avevo paura di sentirmi dire qua A non va volte ci bene, qua ci sono sentiamo dei problemi. valutati noi. Io sì, io infatti mi sento valutato io. Sara, tu Sì, ma un po' secondo me è così, perché adesso i genitori vengono veramente molto chiamati a partecipare a qualsiasi processo, a qualsiasi cosa all'interno della scuola. Cioè il mio compagno, persona più serena del mondo, dopo un mese di scuola, a un certo punto mi fa: no, vabbè, però se è così, allora domani vado io a insegnare. Cioè, entro io, mi metto in cattedra e metto io. Vabbè, noi siamo appena arrivati alle elementari, quindi siamo ancora un po' frullati. Però vieni continuamente sollecitato, no? Cioè, prima era proprio responsabilità tua quando andavamo a scuola noi, in un certo senso. Hai fatto i compiti, non hai fatto i compiti, erano tutti affari tuoi. Poi c'erano i genitori più o meno presenti. Adesso non ti puoi nascondere, vieni continuamente chiamato in causa e se qualcosa va storto sei tu, perché a te te l'avevamo detto, perché il bambino non è che può pensare tutto lui, può fare tutto da solo, cioè a me passa questo messaggio, no? Che comunque essendo tu costantemente responsabilizzato, messo a parte di qualsiasi cosa, cioè alla fine te ne debba occupare tu. Io ho anche delle riserve su questa cosa, perché insomma il bambino deve essere, adesso non ti dico adultizzato, però capire che sta cambiando, che è in una fase di passaggio, no? E che quindi poi diventerà un rapporto più uno a uno con l'insegnante, non ci sarà più mamma, più va avanti, che comunque si deve lui ricordare determinate cose, che è il suo ruolo, perché come mamma va a lavorare, il tuo ruolo è andare a scuola, istruirsi. E invece ci continuano a chiederci di far da filtro a questi bambini. Non lo so, ditemi voi se è una mia impressione, un po' tanto, cioè un po' tanto. Cioè prima era troppo il contrario, adesso mi sembra troppo da quest'altro lato. E poi dopo ci dicono pure questi genitori che stanno sempre in mezzo, però questi genitori che dobbiamo fare? Cioè, perché Che poi dobbiamo davvero vado fare, a Tiziana? colloquio e mi sento giudicata io, perché se magari ti Ma è non, sfuggito un compito sul registro elettronico, parlo dici un adesso mi secondo da sgrida. mamma, cioè a me ai colloqui di solito arrivo e mi dicono sua figlia non dorme. Che devo fare? Cioè lei è ancora piccola, quindi non è ancora questione, è ancora che lei non dorme a scuola, in qualche modo è colpa mia, no? Di questa cosa, cioè ho una responsabilità su questo. Io un po' me la sono spiegata, cioè mi sono tranquillizzata, mi sono autoaccarezzata pensando che dall'altra parte ci sono delle persone e che probabilmente quello che stanno facendo e appunto il modo in cui lo dicono è anche un modo per giustificare se stesse in alcune cose, in alcuni aspetti, è un modo di ti do la responsabilità a te così non la prendo io, no? Viene da dire. Quindi io la strategia che ho trovato è che io rimbalzo. Non so come mai a casa dorme sempre. Non è vero. Ma... non so... Non riesco a capire La perché a casa mi menzogna, succede sempre la millantare. Quindi menzogna, è la tecnica opossum dal vivo praticamente. no, No, è a sempre un parte gli millantare scherzi. comunque qua, cioè è tutto un gioco delle parti. Millanti No, da genitore con tuo figlio, poi pure con le insegnanti. In realtà no, in faticoso, realtà, e in poi, realtà io... e poi dopo veniamo da voi. Grazie, una vita di finzione. No, no, in realtà io veramente, tornando a quello che stavo dicendo all'inizio, io penso che dall'altra parte, se ci ricordiamo sempre che siamo delle persone in relazione e che stiamo lavorando per uno stesso scopo in qualche modo, no? Quindi
nel momento in cui ne abbiamo le risorse, perché poi, ripeto, ognuno di noi si trova in un momento della vita, in uno stato emotivo diverso dagli altri, quindi nel momento in cui ne abbiamo le risorse, il fatto di essere noi i primi a, secondo voi, anche cosa posso fare a casa per migliorare questa cosa? Secondo voi cos'altro potrei fare perché possa riuscire meglio in questa cosa? È un incontro tra persone comunque, al di là del fatto che io ai colloqui ci mando il mio compagno. Dopo la prima volta del sonno io non ci vado più. Hai trovato una soluzione efficace, un po' brutale da un certo punto di vista, ma assolutamente efficace. È bellissimo perché subito, no? La tesi, l'antitesi immediatamente. Ma siamo sicuri, ma vogliamo ricontrollare questa persona, presidente dell'ordine? Perché queste cose, queste indicazioni che dà. No, Non è che è Francesca? È Francesca? No, sotto Vasome, no, la conosco, garantisco per lei. No. Tiziana, Sara, io vi ringrazio molto, veramente. Anche stasera è stato molto piacevole conversare su questi temi e provare un attimino a portare un po' di riflessione, un po' ironica, un po' leggera, ma comunque appunto che permetta di discutere, di mentalizzare, di mettere sul piatto dei temi che sono quotidiani nell'esperienza dei genitori. Tipi di esperienze che spesso non trovano le parole o che non vengono espresse, non vengono socializzate, ma crediamo che sia veramente importante fare una riflessione condivisa su questo e anche qui, in un certo senso, anche dal nostro punto di vista, legittimare degli spazi di parola, degli spazi di condivisione intorno a queste dimensioni. Quindi grazie a voi entrambe per essere state con noi stasera. Noi con la webserie ci rivediamo fra 2 settimane per il terzo appuntamento, il 19 novembre sera, sempre alle 21, sempre in diretta con Mamma di Merda e con l'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, e avremo una nuova ospite. Non posso fare spoiler sulla nuova ospite, creiamo un attimino di suspense, però sarà un ospite importante che ci aiuterà a esplorare ulteriormente queste aree che abbiamo iniziato ad accennare nei primi 2 incontri. Quindi da questo punto di vista vi ringrazio ancora, un saluto e a tutti quanti grazie dell'attenzione e della compagnia di stasera. Buonanotte. Tiziana, richiesta di adozione anche per te. No, io hai visto No, che non sono adesso in grado, no. cioè, imperfettamente rifiuta di essere una buona madre adottiva. no, Ci io ho sta. scritto l'altra volta per essere adottata anch'io da Silvia, quindi al massimo ci vediamo là. Abbiamo un transgenerazionale di adozioni, vedo. Va bene, abbiamo molto da snodare, molto lavoro per psicologi. Buona serata a tutti. Buonanotte, Buonanotte. grazie.